Saluto dal centro equestre federale dei Pratoni del Vivaro. Sabato di riposo per cavalli e cavalieri impegnati nei campionati italiani assoluti di salto ostacoli. Domani la terza e ultima prova, una categoria a 2 percorsi, laureerà il campione nazionale 1997. In attesa di cucire lo scudetto sul miglior binomio, la quinta edizione di Vivi il Vivaro propone un programma vario. Continuano le prove di dressage, in mattinata si è disputato il Criterium Seniores di salto ostacoli, dominato da Vincenzo Chimirri in sella a Kiwi. E c'è anche spazio per il derby, una gara solitamente spettacolare di cui stiamo seguendo la parte conclusiva. In campo Duccio Bartalucci in sella a V Golda. Per il momento il risultato, il ragguaglio cronometrico migliore è quello relativo a Ionella Ligresti e a Daisy, 141,50. In seconda posizione Filippo Moyerson su Loro Piana Quirky Mare, 142,39. Gli ostacoli, alcuni dei quali propri della specialità del cross della campagna, sono collocati in parte sul normale campo di gara, in parte fuori di esso. È un tracciato abbastanza impegnativo, la lunghezza è di 1000 metri, il tempo massimo di 150 secondi, il tempo limite di 300 secondi, 18 ostacoli per 22 salti. Occorre calcolare il tempo impiegato a completare il percorso e poi ogni errore comporterà un'aggiunta di 7 secondi secondo una tabella C. Duccio Bartalucci affronta la parte esterna del percorso e si avvia ad affrontare la Ferrarese, che è una specie di doppia gabbia. Il primo elemento è 1 metro, il secondo 1,20 metro, in uscita 1 metro. Ancora nella parte esterna Duccio Bartalucci e V Golda. In precedenza registriamo il 167,07 di Alessandro Carrassi del Villar su B Bold, 141,50 come detto di Ionella Ligresti su Daisy, 176 netto di Andrea Franchi su Vive d'Argent Normand, 147,06 di Paolo Martinelli su Hilton, 157,94 di Giuseppe Corno su Taxi e poi, come abbiamo ricordato in apertura di collegamento, 142,39 di Filippo Moyerson con Loro Piana Quirky Mare, il ritiro per Filippo Rizzi e Goodbless. Ora Duccio Bartalucci e V Golda sono tornati sul campo di gara, hanno ultimato il loro percorso in 133,29, però a questo tempo occorrerà aggiungere i secondi persi per errori agli ostacoli. 140,29 il totale, 140,29 per V Golda, e così Duccio Bartalucci si porta al comando della classifica provvisoria. 140,29 contro i 141,50 di Ionella Ligresti. Ed ora Mirko Casadei su Allumè con il suo percorso. Prenderemo familiarità con il tracciato, per il quale si è dato un gran da fare lo chef de piste Uliano Vezzani. Allora si comincia nella parte interna con le barriere su Arginello, 1,30 m, c'è errore immediato, già 7 secondi di penalizzazione per Mirko Casadei. Numero 2, tavola e barriere 1,35 m, poi si va al 3, un passaggio di sentiero 1,35 per 1,40, curva a mano sinistra per affrontare la Fioriera 1,35. Quindi il numero 5, ancora una piegata abbastanza brusca per raggiungere il passaggio di sentiero 1,35 per 1,40 e poi la staccionata di 1,35 m che porta alla parte esterna. Si raggiunge la panchina 1,35 per 1 metro, quindi la barriera su siepe 1,20 metro. I cavalieri hanno a disposizione un'opzione, possono scegliere la traiettoria preferita, poi raggiungono l'abbeveratoio 1,30 per 1,40 per poi galoppare verso la Ferrarese, uno degli ostacoli più rispettati dai cavalli, e vedete un primo scarto da parte
0 all'ostacolo numero 10. Di Allumè, che però 11-0. se la cava piuttosto bene. Un po' di spericolatezza non guasta in una categoria di questo tipo. Dopo la Ferrarese il muro 1,40, poi la Siepe ancora 1,40, la Croce Inglese 1,40 m, poi il ping pong 1,10 per 1,10, 14-0. e si ritorna in campo con il fosso 1,30 per 1,30, poi una gabbia di verticali di 1,35 m. C'è errore alle tavole, poi il passaggio di sentiero 1,40 per 1,50, ancora l'Oxer 1,40 per 1,40. Con le carte da gioco finisce il percorso fra gli applausi Mirko Casadei, 122,04. Era molto veloce, però dobbiamo attendere la somma complessiva perché ci sono stati diversi errori agli ostacoli. 143 secondi e 04. 143,04, che significa la terza posizione alle spalle di Duccio Bartalucci e Ionella Ligresti. Vi avevo detto che in mattinata si è concluso il Criterium Seniores, vittoria per Vincenzo Chimirri su Kiwi. Dopo 3 giornate di gara, 0 punti di penalizzazione. In seconda posizione Oleg Misikov con Romanian Timonier 13,92. In terza Dario Minutoli in sella Boldor 14,01. Ha già preso il via intanto Giovanni Magaton su Major Van de Aleuve, cavallo di origine belga. Da battere, lo ricordo, il 140,29 di Duccio Bartalucci. Per quanto riguarda la classifica provvisoria, una categoria dal termine dei campionati italiani assoluti, in testa Emilio Puricelli, San Patrignano Babushka 9,83, in seconda posizione Natale Chiaudani, Reingol de Luin 14,09, in terza Filippo Rizzi, Easy Jumper 20,34, in quarta posizione Francesco Bussu, Susi 2 21,41, in quinta Valerio Sozzi, Sandolan 25,21. Il titolo italiano verrà assegnato dopo la disputa domani pomeriggio della categoria a 2 percorsi. 11. Intanto continuiamo a seguire il tracciato di Giovanni Magaton, 12. Bene. che è piuttosto veloce. Occorre mettere sul piatto in gare di questo tipo anche doti di tenuta, bisogna galoppare, non sempre è facile coniugare precisione sugli ostacoli e velocità. Giovanni Magaton è nato nel maggio del 67 a Castelfranco Veneto, ha come istruttore Giovanni Molin. È tornato nella parte interna del percorso, fase conclusiva del tracciato, il passaggio di sentiero conclusivo. Anche qui un tempo molto buono, 122,69, ma c'è stata qualche imperfezione sul percorso, dunque attendiamo il totale per Giovanni Magaton e Major Van de Aleuve. E ce la fa, 136,69. 136,69 significa primo posto. 14 secondi di penalizzazione agli ostacoli. 14 secondi di penalizzazione agli ostacoli, frutto di 2 errori. 136,69. Giovanni Magaton è il nuovo leader. In seconda posizione Duccio Bartalucci con V Gold a 140,29. Poi Filippo Moyerson
no, Filippo è ancora quarto, 142,39. In terza posizione Ionella Ligresti con Daisy 141,50. Non parte, secondo la scaletta avevamo in programma il percorso di Giuseppe Corno, che invece non vedo. È in campo Omar Bonomelli su Boi, due binomi alla conclusione di questa categoria, di questo derby. Si avvia verso l'uscita dal campo principale, va ad affrontare l'ostacolo numero 7, la panchina, se la prende piuttosto comoda, non sembra per il momento fra i più veloci, ma non si sa mai. Bene anche alle barriere su Siepe, ora l'abbeveratoio, e quindi c'è una specie di migrazione da parte del pubblico che si sposta sulle tribune per andare a seguire la Ferrarese, che è sempre spettacolare, ne esce indenne in bellissimo stile Omar Bonomelli con il suo Boi. Ancora qualche ostacolo alle nostre spalle, alle spalle della nostra postazione. 10, 11 e 12. In quello che abitualmente è un campo prova, e fra poco Omar Bonomelli farà il suo ingresso nuovamente in campo. 14-0. Superato anche il ping pong, un ostacolo chiuso, 1,10 m per 1,10 m, due elementi da superare, bene anche sulla gabbia, e alla fine di questa galoppata anche una combinazione non proibitiva come quella proposta da Oriano Vezzani, due verticali di 1,35 m. Vi dicevo, alla fine di questo percorso molto duro anche una combinazione di questo tipo si fa sentire. Bene sul passaggio di sentiero conclusivo, applausi per lui. 132,88. 132,88 senza errori agli ostacoli. Dunque in prima posizione Omar Bonomelli, 132,88, e scalza dalla prima posizione Giovanni Magaton. Una prima fase del percorso abbastanza in sordina, e poi ha cominciato a pigiare sull'acceleratore, a galoppare. Si è comportato molto bene Boi di fronte a un percorso inedito per lui come per tanti altri cavalli, ed ora vediamo se Rino Sibilia con Irena riuscirà a far meglio. Nel mirino il 132,88 di Omar Bonomelli e Boi. Superati i primi due ostacoli senza errori, ora si va verso il passaggio di sentiero, 1,35 per 1,40. Ora la Fioriera, sempre un'altezza di 1,35. Ancora un largo prima di puntare verso la staccionata che determina il confine fra il campo di gara vero e proprio e i rimanenti ostacoli, superata anche la panchina, e ora si punta verso la barriera su Siepe, 1,20 m. Bene anche qui. Ora l'abbeveratoio superato. Attenzione alla Ferrarese, è importante non perdere ritmo su questo ostacolo che ha messo in difficoltà diversi concorrenti. C'è un rifiuto, non ci sono penalizzazioni specifiche, però va calcolata la perdita di tempo dei binomi che vanno incontro a difficoltà. Ci riprova, è un ostacolo insolito, niente da fare. E purtroppo c'è la terza disobbedienza. È la terza disobbedienza per Irena Rino Sibilia. Dunque si conclude la categoria. Probabilmente abbiamo la possibilità di proporre la classifica definitiva con la vittoria di Omar Bonomelli in sella a Boi,
132 e 88, e vediamo se il regista Roberto Gambuti può proporci anche il percorso del vincitore. Omar Bonomelli in prima posizione con Boy, in seconda Giovanni Magaton Major van der Löwe, in terza Duccio Bartalucci V Golda. Duccio è stato molto indeciso se schierare negli assoluti il suo cavallo australiano To Hot to Handle oppure la più regolare, forse meno qualitativa ma certamente una scelta difficile, quella per Bartalucci, che poi ha optato per Too Hot to Handle, vi dicevo più regolare, più affidabile rispetto a Vugolda, che comunque in questo derby si è comportata molto molto bene. Un'immagine suggestiva proposta dal regista Roberto Gambuti, che guida le telecamere dell'Esterna 1 di Roma, e non appena è possibile vi proporremo il percorso di Omar Bonomelli, che si è imposto nella categoria derby in sella a Boy. Vi ricordo ancora che la classifica provvisoria del campionato italiano assoluto è guidata da Emilio Puricelli, che non ha mai vinto il titolo. Si tratta della 30ª edizione, dunque un compleanno importante per i campionati italiani. Non si tratta di un'edizione esaltante, comunque c'è comunque battaglia, soprattutto fra Puricelli e Chiaudani. Il podio interessa anche a Filippo Rizzi, Francesco Bussu, Valerio Sozzi, che ha dovuto rinunciare al suo cavallo di punta e monta nella circostanza Sandolan per un incidente occorso a Gesola Pilot High Fly. Si è conclusa dunque la categoria derby, vittoria per Omar Bonomelli in 132 e 88, una bella soddisfazione per questo cavaliere giovane. Ancora un'inquadratura dall'alto del campo di gara ed ecco Omar Bonomelli nel suo percorso vincente. Vedete che comincia in modo abbastanza soft, poi pian piano prende coraggio e evidentemente si accorge di essere veloce, acquista fiducia. Bene sull'ostacolo numero 6 che immette alle barriere poste in esterno. Molto simpatica questa categoria. Si va verso l'abbeveratoio superato, la Ferrarese. Qui è stato molto bravo Bonomelli. Avete visto con quale diffidenza i cavalli si avvicinino a questo ostacolo inusuale, bene anche sul numero 11, un percorso molto pulito. Vi ricordo vittoria in 132 e 88, parte conclusiva del tracciato. Bonomelli fa il suo rientro in campo gara dopo aver superato l'ostacolo numero 14, bene anche sul fosso, poi sulla gabbia di verticali, ultima fatica di rilievo prima di inanellare gli ultimi ostacoli, che sono il passaggio di sentiero e l'oxer conclusivo. Vittoria dunque nella categoria derby per Omar Bonomelli e Boy. Siamo in chiusura di collegamento. Vi ricordo che qui ai pratoni del Vivaro, sulle colline intorno a Roma, fra Rocca di Papa e Rocca Priora, domani si assegnerà il titolo italiano assoluto di salto ostacoli.
Dunque per gli appassionati appuntamento ai Pratoni per domani. A tutti la più cordiale buonanotte. Equestre federale dei Pratoni del Vivaro si è addormentato in piena estate e al risveglio ha trovato